2 morti nell'incidente stradale avvenuto sabato notte a San Leone di Agrigento. A perdere la vita in uno scontro frontale in sella alle loro moto i favaresi Salvatore Vetro e Salvatore Barba. 2 cittadini egiziani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, ritenuti responsabili della morte di 10 immigrati lo scorso 17 giugno. Intervista al neosindaco di Santa Elisabetta Liborio Gaziano. Forza Italia in provincia continua a crescere, nuove adesioni a Cammarate e San Giovanni Gemini. Continua la manifestazione Sicilia in Bolle, giunta alla sua 10ª edizione. Ieri masterclass sui vini spumanti Franciacorta, stasera l'evento finale con i premi Gino Grillo e la sciabolata. Nuovo modello didattico alla scuola Anna Franchi di Agrigento dal prossimo anno scolastico. Presentato ieri il libro di Salvatore Barresi, Girgenti incanta. Novità sul calciomercato dell'Agragas, il Palermo Calcio raggiunge l'accordo per il nuovo centrocampista Jacopo Segre. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Purtroppo abbiamo il telegiornale con una notizia che non volevamo dare: 2 morti nell'incidente stradale avvenuto nella notte di sabato a San Leone, frazione balneare di Agrigento. A perdere la vita Salvatore Vetro di Favara e Salvatore Barba di 32 anni, anche lui di Favara. Il servizio. Sono 2 i morti nell'incidente stradale avvenuto nella notte a San Leone, una frazione balneare di Agrigento. Dopo il 20enne Salvatore Vetro di Favara è deceduto successivamente alla rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento un altro favarese, Salvatore Barba, di anni 32. Anche lui è rimasto coinvolto nello scontro tra 2 scooter. Le condizioni di Barba erano apparse subito disperate. I medici della rianimazione hanno fatto di tutto per cercare di strapparlo alla morte, ma il quadro clinico, già drammatico all'arrivo in pronto soccorso, si è aggravato con il passare delle ore. Altri 2 giovani sono ancora ricoverati, uno è rimasto ferito in maniera molto seria ed è stato immediatamente trasferito in risoccorso all'ospedale civico di Palermo, dove dovrebbe essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri di Agrigento, che si sono occupati dei rilievi del sinistro stradale, sembra che tra le 2 moto sia avvenuta la collisione che ha fatto sbalzare dalla sella i conducenti e i 2 passeggeri a bordo. La procura ha aperto immediatamente un fascicolo d'inchiesta e i 2 mezzi sono stati sottoposti sotto sequestro. C'è giunta da poco notizia che anche un secondo giovane tra quelli coinvolti nel tragico incidente stradale di ieri notte ha perso la vita. Si tratta di Salvatore Barba. Le sue condizioni erano disperate per ore e i medici hanno provato a salvargli la vita. Il lutto cittadino proclamato per domani servirà a ricordare anche lui. È un giorno nero per Favara, che perde 2 suoi figli. Le condoglianze della famiglia giungono da parte mia e della Giunta, del Presidente del Consiglio Comunale Mira Miglieme e di tutto il Consiglio Comunale. Questo quanto dichiarato dal sindaco Antonio Palumbo non appena appresa la notizia. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio presso la chiesa madre di Favara. 2 cittadini egiziani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e tradotti in carcere in quanto ritenuti responsabili della morte di 10 migranti durante una traversata dalla Libia a Lampedusa, con a bordo 54 migranti lo scorso 17 giugno. Il servizio. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a 2 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Agrigento e dalla Procura dei minorenni di Palermo nei confronti di 2 cittadini egiziani sbarcati a Lampedusa il 17 giugno scorso. I predetti sono ritenuti responsabili del reato perché in concorso tra di loro e con altri soggetti allo Stato non identificati e residenti in Libia, in violazione delle disposizioni di legge, avrebbero compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale di 54 migranti, prevalentemente di nazionalità pakistana e del Bangladesh, il tutto per trarne profitto anche indiretto, conducendo, governando e tracciando la rotta
alla guida di un'imbarcazione inadatta ad effettuare tale traversata in pessime condizioni di sicurezza, in modo da esporre le persone a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità, cagionando la morte per asfissia di 10 persone di varie nazionalità, tra cui la bengalese, che si trovavano all'interno della stiva del natante. I fatti sono avvenuti nelle prime ore dello scorso 17 giugno, quando in acque internazionali, a circa 47 miglia nautiche a sud di Lampedusa, la nave ONG Nadir ha intercettato una barca in legno di circa 10 metri, con a bordo 54 migranti e 10 salme presenti all'interno della stiva della nave. A bordo della motovedetta della locale Guardia Costiera, i 54 migranti soccorsi sono stati trasferiti a Lampedusa, mentre l'imbarcazione intercettata con le 10 salme presenti in stiva è stata trainata sino a Lampedusa dalla nave Nadir. L'attività di indagine condotta presso l'hotspot di Lampedusa dalla Sisco di Palermo e dalla squadra mobile di Agrigento, attraverso l'audizione dei migranti sbarcati, ha consentito di ricostruire le fasi della traversata in mare, dalle coste libiche a quelle tunisine, acquisendo altresì elementi indiziari a carico dei 2 soggetti destinatari della misura restrittiva, i quali avrebbero condotto l'imbarcazione, tenendosi in contatto al momento dell'imbarco con i trafficanti che operano nelle coste di Zuar. In particolare, il minore avrebbe curato le operazioni di imbarco dei migranti, regolando l'ingresso e l'uscita degli stessi dalla stiva dell'imbarcazione. Il minore ha pure impedito l'uscita dalla stiva dei soggetti che poi sono morti, minacciandoli anche con un coltello a serramanico. Le stesse indagini hanno permesso di identificare le 10 vittime giunte sull'isola. Gli indagati sono stati associati in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Passiamo dalla politica. È Liborio Gaziano, il neosindaco di Santa Elisabetta. Lo abbiamo intervistato. Siamo con Liborio Gaziano, neosindaco di Santa Elisabetta. Sindaco, una vittoria che è, diciamo, il completamento anche di un suo impegno al comune dopo 10 anni di Presidente del Consiglio. Sì, una bellissima vittoria. Già da 10 giorni che siamo al lavoro per risolvere le problematiche della nostra cittadinanza. Una settimana fa ho già nominato l'aggiunto, ho nominato il vice sindaco e quindi cercheremo in tutti i modi di risollevare le sorti del nostro paese. Una giunta tecnica formata da gente esperta che, diciamo, ognuno ha scelto il suo incarico? Sì, una giunta civica con uomini di destra e di centro e di sinistra, una giunta che si occuperà soprattutto del bene di Santa Elisabetta, una giunta che ha fatto sin dalle prime battute le scelte in maniera collegiale e seria. Ecco, quali sono le emergenze su cui lavorerà Santa Elisabetta? Sin da subito abbiamo affrontato l'emergenza idrica, un'emergenza che è un'emergenza della regione siciliana. Cercheremo in tutti i modi di risolvere la problematica nel miglior modo possibile. Il bilancio? Finanze, bilancio, qual è la situazione del comune? Il bilancio è una situazione buona, approveremo entro i termini di legge in giunta il bilancio di previsione. So che sta lavorando a dei progetti come ad esempio il parcheggio annesso alla struttura polivalente sportiva e tante altre. Sì, approveremo la prossima settimana in giunta un progetto esecutivo di circa 60.000 euro per un parcheggio che riguarda soprattutto il campo di calcetto, l'area sportiva, per recuperare appunto un'area che è alquanto degradata. Sindaco, ecco, una cosa è essere Presidente del Consiglio, una cosa è essere Sindaco. Con quale spirito sta affrontando l'impegno di primo cittadino? 2 cariche completamente diverse, 2 cariche bellissime, sono le 2 più alte cariche che esistono nel comune, ma sono 2 cariche di responsabilità completamente diverse. Sono entrato in punta di piedi, come sono entrato 10 anni fa, cercando di
risolvere i problemi delle persone mettendomi a disposizione H24 dei miei concittadini. Sant'Elisabetta è anche un centro, diciamo, per l'accoglienza. Gestite una comunità tramite l'associazione Cometa? Sì, proprio oggi appunto si sta svolgendo nel nostro campo di calcetto il torneo, è il primo evento estivo, un evento meraviglioso dove vede i ragazzi del nostro centro fare un triangolare. Sant'Elisabetta sin dal 2009 è il paese dell'accoglienza, è il paese dell'integrazione. Questi ragazzi sono veramente dei bravi ragazzi che si impegnano anche nel sociale e per il nostro comune. Sempre per la politica continua il percorso di crescita di Forza Italia in provincia di Agrigento attraverso il proficuo lavoro del coordinatore dei Monti Sicani Stefania Virga. Aderisce al movimento politico il consigliere comunale e assessore di Cammarata Maria Concetta Mangiapane. Contestualmente il consigliere comunale al comune di San Giovanni Gemini, Aurelio Imbornone, già vice sindaco del comune di Cammarata, e l'attivista Nino Mangiapane, il vice coordinatore regionale di Forza Italia onorevole Riccardo Gallo e la coordinatrice provinciale onorevole Margherita La Rocca Ruvolo commentano l'adesione degli amici di San Giovanni Gemini e Cammarata testimonia un ottimo stato di salute e il progressivo radicamento di Forza Italia nel territorio agrigentino. Si tratta di personalità che hanno già maturato un'ampia esperienza amministrativa e sociale e che svolgeranno sicuramente un ruolo proficuo a favore della cittadinanza. Continua la manifestazione Sicilia in Bolle, giunta alla sua 10ª edizione. Ieri una masterclass 10x10 per il Franciacorta a Sicilia in Bolle. Stasera manifestazione conclusiva al Madison di Realmonte con la consegna dei premi Gino Grillo, il taglio della torta e la sciabolata finale. Noi eravamo sul posto. Sicilia in Bolle è giunta alla 10ª edizione, stiamo vedendo un momento di degustazione dei 10 spumanti di Franciacorta, ma una 3 giorni intensa dove i maggiori spumanti, i maggiori vini della Sicilia e anche diciamo del resto d'Italia saranno presenti qui a Realmonte. Sì, assolutamente. Sicilia in Bolle è la manifestazione che nasce per dare una vetrina che secondo noi mancava 10 anni fa a favore degli spumanti siciliani. Gli spumanti siciliani che nell'arco di questo periodo di tempo hanno raggiunto molta notorietà, non soltanto a livello regionale ma anche extra regione, non soltanto notorietà ma anche consensi nei vari festival o nelle varie guide. Ricordo che 10 anni fa, quando iniziammo a Stendo, riuscimmo a trovare 23 aziende che partecipavano e che quindi producevano spumante. Adesso quest'anno siamo arrivati a ben 70 aziende presenti, altre che per questioni di tecniche, diciamo, nel senso che non sono riuscite a imbottigliare oppure perché lo spumante era già finito, non hanno potuto partecipare. Quindi partiamo per, diciamo, valorizzare con il nostro piccolo contributo lo spumante siciliano, ma che poi arricchiamo il contenitore Sicilia in Bolle con dei momenti di confronto, li definiamo noi, con alcuni consorzi importanti come quello del Franciacorta. Negli anni passati abbiamo avuto il Trento Doc, l'Alta Langa, l'Oltre Popavese, quindi abbiamo voluto confrontare addirittura anche lo Champagne per un paio di anni, le nostre eccellenze spumantistiche con quelle nazionali e internazionali di maggiore successo. Presidente regionale, ecco, quanto è difficile questa carica nella sua complessità, Presidente? Beh, devo dire la verità, abbastanza, non voglio dire molto perché non è giusto, abbastanza, però lo faccio con molto entusiasmo. Sono sostenuto da una squadra di ragazzi e ragazze veramente unica, che mi supportano e sopportano, mi danno veramente tanto stimolo, tanta forza per riuscire a coprire un po' tutto quello che è le esigenze AIS del territorio regionale, quindi impegnativo ma gratificante. Ecco, qual è la situazione dei vini in Sicilia attualmente? Beh, i vini in Sicilia nel generico abbiamo oggi l'Etna che
fa una corsa, non dico a sé, però è attenzionata dai maggiori esperti e appassionati di vino nel mondo. Il Grillo oggi è un'uva che ha già ritagliato il proprio spazio nei well lovers, negli specialisti che si occupano di vino nel mondo, non soltanto in Italia. Poi noto che da parte dei grandi appassionati di vino c'è molta attenzione su tutto il resto che la Sicilia offre, quindi sul classico Nero d'Avola, che è ormai affermatissimo e conosciutissimo un po' in tutto il mondo, ma anche sul Catarratto, su l'Insolia stesso, un vitigno che spesso è stato snobbato. Quindi diciamo che la Sicilia ha un brand, secondo me, unico, e di conseguenza il vino siciliano tutto è in salute e è molto apprezzato. Oggi qui a Sicilia in Bolle il vostro concorso presenta 10 spumanti Franciacorta con una degustazione. Sicuramente la Franciacorta oggi è denominazione ospite di Sicilia in Bolle, e quindi i colleghi sommelier con il mio contributo presentano e presentiamo il territorio, la denominazione, le regole di produzione, i criteri di produzione dei vini, e stiamo degustando 10 diverse interpretazioni di Franciacorta. Avete anche spiegato i vari sistemi, i vari tipi di vino, questa presenza qui a Sicilia in Bolle. Sicuramente oggi Franciacorta può essere visto declinato in diverse tipologie, classicamente Brut, Satin e Rosé. Il Brut in particolare, ma anche il Rosé, possono essere declinate in tipologie di sapore, quindi dal non dosato all'extra Brut, al Brut e così via. E poi abbiamo le versioni di tutti i vini millesimato e riserva. Millesimato è quando un Franciacorta permane almeno 30 mesi in affinamento sui lieviti, riserva quando questo periodo si allunga a 60 mesi. Il marchio Franciacorta ormai è un best nella vinificazione non solo in Italia ma anche nel mondo. Sicuramente oggi con la parola Franciacorta intendiamo il territorio ma anche il vino, che in questo momento è un territorio con circa 3.500 ettari di vigna specializzata, 120-130 produttori, 20 milioni di bottiglie prodotte e commercializzate annualmente. È una prestazione che è cresciuta moltissimo, già siamo alla 10ª edizione, e chiaramente è un'edizione dove si parla di spumanti. La Sicilia crede negli spumanti, ci sono grosse realtà già oggi, noi stiamo investendo, abbiamo un progetto con il CREA e quindi riteniamo che sullo spumante si possa fare moltissimo e la Sicilia ci deve credere perché abbiamo grandissime possibilità. In questo momento ci sono circa 80 aziende che producono spumante, però anche i numeri sono molto limitati, si parla di 1.880.000 bottiglie. Consideri che il Veneto ne produce di Prosecco 700 milioni, quindi abbiamo grande possibilità di crescita. La vostra funzione nel territorio siciliano, Presidente? L'Irvo, diciamo, è una grande storia, nasce 74 anni fa, ha contribuito moltissimo allo sviluppo del settore vitivinicolo. E oggi, quindi, di cosa si occupa? Si occupa di sperimentazione, di ricerca, di promozione e poi fa la certificazione di tutti i vini DOC e di OCG. Questo per quanto riguarda i vini. Nel settore dell'olio facciamo la certificazione dell'IGP Sicilia. Ecco, che giudizio dà dei vini in Sicilia? In generale, in Sicilia stanno crescendo moltissimo, la Sicilia è diventata una grande realtà, sta puntando su vitigni autoctoni. Noi abbiamo questo progetto col CREA di cui dicevo prima per quanto riguarda gli spumanti, e puntiamo su 7 varietà autoctone, 4 di rossi e 3 di bianchi, perché vogliamo chiaramente far vedere qual è la tipicità del prodotto, il legame col territorio. Il vino emergente in questo momento, secondo lei? E allora in questo momento abbiamo il grande fenomeno dell'Etna, che ci invidiano un po' tutti. L'Etna è cresciuta moltissimo, io sono della zona dell'Etna, tra l'altro ricordo come 30 anni fa c'era una desolazione totale, oggi c'è una grande crescita, poi una grande, diciamo, anche dal punto di vista enoturistico, moltissimi vengono, diciamo, ma tutti i territori, il Grillo per esempio sta avendo anche un ottimo successo.
Ma chiaramente oggi stiamo puntando anche sul cataratto. Ieri sera abbiamo fatto la degustazione del cataratto, un vitigno fino ad oggi snobbato, ma che ha fatto vedere come, diciamo, trasformato, lavorato bene, può dare ottimi risultati. Nuovo modello didattico organizzativo dell'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento, il servizio. Nuovo modello didattico organizzativo dell'Istituto Anna Frank di Agrigento che avvierà a partire dal prossimo anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. L'istituto non avrà più le aule tradizionali in cui gli studenti svolgono le lezioni, ma aule tematiche per ogni singola disciplina, attrezzate con materiale e strumentazione tecnologica dedicata, e saranno gli alunni a ruotare secondo un orario strutturato e con il materiale scolastico depositato in appositi armadi collocati in spazi comuni. L'Istituto Comprensivo Anna Frank, diretta dal dirigente Russo, diventa così l'unica istituzione scolastica che in provincia di Agrigento propone ai propri studenti un modello di scuola ispirato all'esperienza delle scuole d'ADA, con lo scopo di riuscire a configurare l'offerta formativa in forme sempre più rispondenti alle esigenze dei propri studenti. Presentato ieri il libro di Salvo Barresi, Girgenti Incantata. Noi abbiamo seguito l'evento. Salvo Barresi a questa presentazione del suo libro Girgenti Incantata. Da cosa nasce l'idea e quali sono i contenuti per cui leggerlo? Allora, il libro nasce intanto da un'idea che riguarda, che diciamo parte da Microstorie di Girgenti, che è la mia pagina Facebook che curo ormai da 3 anni e che è un contenitore di microstorie che vanno dal 700 al 900 fino ai giorni nostri, anche dalla storia dell'antica Grecia che riguarda l'antica Akragas. Girgenti Incantato invece, il mio libro, parla dei viaggiatori che sono giunti nella mia città, nella nostra città, tra il 700 e il 900. Ovviamente tra questi viaggiatori illustri, circa 30 che ho racchiuso in questa antologia, c'è Alexandre Dumas, Guy de Maupassant, abbiamo Gustavo Chiesi, Marco Malagoli Vecchi e soprattutto Goethe, che è probabilmente il più conosciuto e il più prestigioso. Hanno girato la Sicilia tra il 700 e il 900, ma io mi sono soffermato sulla parte che riguarda Agrigento, perché è quella che mi interessava di più, è quella che viene raccontata in maniera anche contraddittoria, perché tra le bellezze della Valle dei Templi c'era anche quella parte di città povera, con diciamo delle problematiche inerenti alla popolazione che sicuramente non erano consone alla bellezza della nostra valle, per cui viene raccontato senza filtri da questi illustri viaggiatori, e dunque il libro che è di 450 pagine è venduto su Amazon, è solo esclusivamente su Amazon, basta scrivere Girgenti Incantata su Google o direttamente su Amazon per farlo arrivare insomma nel giro di pochi giorni. Invito i lettori, soprattutto gli appassionati di storia agrigentina, ad acquistarlo, perché vi sorprenderà per tutte le sfaccettature, tutte le sfumature che vengono evidenziate in questa pubblicazione. Ci sarà anche Mario Portolano tra coloro che hanno fatto la preparazione di questo libro e la presentazione in un parterre, diciamo, particolare della Valle dei Templi. Mario Portolano perché siamo nella casa del bisnonno di Mario Portolano, che fu Calogero Portolano, che ovviamente è il suocero di Luigi Pirandello, per cui questa location eccezionale, questa atmosfera con la Valle dei Templi alle nostre spalle non poteva essere migliore. Mario ovviamente è giunto da Milano appositamente per la presentazione del libro, nei giorni passati è stato ovviamente invitato in varie manifestazioni riguardanti l'anniversario della nascita di Pirandello, ed è stato anche sorpreso un po' dall'atteggiamento degli agrigenti, non si aspettava questa accoglienza, per cui sono contento che oggi ci sia pure lui, che ha curato la prefazione di questo libro. Ha viaggiato tanto Mario Portolano, e dunque quale migliore personaggio poteva raccontare e presentare soprattutto questa pubblicazione. Anche Marcello Giavarini. Marcello Giavarini sì, perché lui ovviamente è un appassionato di storia, Agrigento ce l'ha nel cuore, per cui non poteva mancare, e ha chiesto proprio di scrivere qualcosa riguardo questa pubblicazione. Non potevo esimermi dal
dal negare questo piacere a Marcello, e sono onorato veramente di averlo tra gli autori di questa pubblicazione, di questo libro. Marcello Giavarini, tra gli ospiti particolari della presentazione del libro Girgenti Incantata, in questo posto che fu, diciamo, carissimo a Luigi Pirandello. Devo fare intanto i complimenti all'amico Barresi per la sua iniziativa. È un libro che ho letto tutto d'un fiato, perché racconta le microstorie di questi personaggi illustri che sono venuti nel 1700, verso la fine del 1700, esatto, il 900. Ma mi ha colpito perché abbiamo letto una storia vista dagli occhi e raccontata da persone che portavano una cultura diversa. Quindi è stato veramente... E tra l'altro, secondo me, dovrebbe essere un libro da poter farlo leggere ai ragazzi delle scuole medie e anche i piccolini della provincia di Agrigento. Sì, lo doneremo infatti, ecco, alle biblioteche sicuramente della provincia di Cata, Agrigento, per cui sarà aperto a tutti, disponibile a tutti, perché tutti devono conoscere la storia della nostra città, che c'è di più di quello che si sa, si conosce. Esatto, ma ripeto, vista dagli occhi di personaggi illustri che portavano una cultura completamente diversa. Ha dato anche il suo contributo al libro. Sì, Salvatore mi ha chiesto, io per queste manifestazioni culturali quando posso ci sono sempre. Mario Portolano, a questa presentazione del libro lei ha curato la prefazione, ci dica qualcosa? Precisamente, io sono stato invitato dall'amico e cugino Salvo Barresi alla presentazione un po' della sua opera interessante di Agrigento Incantata, e perché c'è anche un fattore che segue la mia famiglia, che era di Agrigento, erano i proprietari di questa location che è la Villa Rosalia, che è quella di mio bisnonno, che la fece costruire nel 1898, alla nascita anche di mio padre. E niente, ho colto questa occasione, qui ho trovato tanto calore di caldo che c'è, e tanto calore umano degli agrigentini che vedo partecipi a questi eventi e così via. L'opera è interessantissima e spero che ci sia anche poi un seguito nei volumi, perché questo qui è il primo volume che Salvo ha intrapreso, poi le sue ricerche storiografiche del territorio presumo siano ben condotte. Perdonami Arturo, lui diceva, l'amico Mario, cugino perché abbiamo scoperto attraverso queste ricerche per caso una mia lontana parentela con Caterina Ricci Gramitto, mamma di Luigi Pirandello, che per varie circostanze si va a collegare attraverso la Rosalia, Tommasi, Angelina Tommasi, con la parentela dei Portolano, per cui siamo larghissimi parenti con Mario, anche se però infatti sì, nel libro l'abbiamo pure scritto, questa mia lontana parentela, che è stata proprio una sorpresa bellissima ed eccezionale, di mia lontesima parentela con Caterina Ricci Gramitto, che era dalla parte di mia madre, perché tutte e due le famiglie erano di Agrigento. Mio bisnonno era il barone Gerardo Tomasi di Lampedusa, che sposò Emma Oates, che poi si pronuncia diversamente, che in seguito familiarizzarono tutti con i Pancamo di Agrigento. C'è tutta una storia. Io sono in giro per fare le mie ricerche, come ieri sono stato anche all'Archivio di Stato perché mi serve un sacco di documentazione, però ho trovato molta difficoltà, un po' per questioni organizzative, manca un po' il personale e così via, e poi perché non conoscevo tutti questi archivi, ce ne sono diversi. Adesso in questa volta riesco a fare una certa parte delle mie ricerche, poi ritornerò presto, sperando sempre di esserci in un futuro, e basta, tutto così. Un giovincello di 79 anni, il 80, nostro Mario. 80 già compiuti? Non ancora, ma siamo lì. Ma 79 sono, Mario, scusami, per cui dico, lo rivedremo senz'altro nei prossimi mesi. Speriamo. Ma Dio è vero, ho ancora 16 anni, credo di rimanerci. Dai, è una roba. Linea alla regia per gli spot pubblicitari.
Un raduno di auto 500 Abarth si è svolto ieri tra Sciacca e Menfi. Sentiamo il sindaco di Menfi, organizzatore dell'evento, e il vice sindaco di Sciacca. Grazie per questo meraviglioso evento che avete organizzato nella nostra cittadina. Siamo lieti di ospitarvi e diamo a tutti i partecipanti il benvenuto. È una bella mattinata, la partecipazione è molto ampia, ci sono più di 80 vetture sia moderne che antiche, quindi a breve il rombo di queste meravigliose auto risuonerà per le strade della nostra città. Siamo qua tutti a Sciacca per questa terza edizione di Tutto Abarth e ringraziamo tutta l'amministrazione, ringraziamo la bella cittadina, ci vedremo presto, speriamo che tutti gli intervenuti si riescano a divertire, godetevi questa giornata, salve a tutti, divertitevi. Io ringrazio tutti per questa bella manifestazione che si è organizzata qua a Sciacca, dove mi hanno dato l'opportunità di mettere insieme un po' di amici. È veramente emozionante ritrovarsi assieme con circa un'ottantina di macchine tra il vecchio e il nuovo. Spero che ci possiamo divertire, ci sarà un piccolo tragitto verso Menfi e da là ci fermeremo al ristorante presso Villa Palogra. Spero che la giornata possa continuare per come è partita, che sinceramente è molto bello. Devo fare dei ringraziamenti all'amico mio Calogero Bono per avermi portato a Sciacca a questo terzo evento, all'amministrazione e alla vice sindaco, e al mio presidente Nicola Sciclone con tutto il team, e un grazie va a tutti i partecipanti perché l'anima del raduno sono loro. Siamo ben lieti di accogliere a Menfi questa bellissima iniziativa, un evento unico, un evento che certamente deve portare tutti noi ad essere gioiosi, ad accogliere davvero con grandissimo entusiasmo queste iniziative, queste e tante altre. Vi aspettiamo a Menfi prestissimo. Intanto ci sarà questa manifestazione adesso del taglio del nastro per iniziare la partenza e speriamo che il caldo sia più benevolo con tutti noi. Riprende l'attività vulcanica sull'Etna sotto controllo dell'INGV, il cratere Voragine. La corrispondenza. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo afferma che il personale NGV presente in area sommitale segnala l'emissione di una colata lavica intracraterica che dal cratere Voragine fluisce all'interno del cratere Boccanuova e in particolare all'interno del cratere a Pozzo BN2. Contestualmente prosegue la debole attività stromboliana al cratere Voragine iniziata il 13-14 giugno che causa il lancio di materiale piroclastico all'interno
all'interno della depressione craterica. L'ampiezza media del tremore vulcanico, a seguito di una graduale incremento osservato a partire dal pomeriggio del 23 giugno, attualmente si attesta su valori medio-alti. Il centroide della sorgente è localizzato nell'area del cratere di sud-est ad un'elevazione di circa 2,5 km sopra il livello del mare. L'attività infrasonica è bassa e le sorgenti degli eventi sono essenzialmente localizzate al cratere di sud-est. Tuttavia, è da segnalare che il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici e la loro localizzazione potrebbero essere stati influenzati dall'elevato rumore dovuto alla presenza di forte vento in quota che ha caratterizzato la settimana. Per quanto riguarda le deformazioni del suolo, non si registrano variazioni significative alle reti di monitoraggio. La siccità che sta interessando l'isola, producendo gravi danni alle colture del grano e non solo, anche per l'ortofrutta, è in sofferenza e la vendemmia rischia di subire un duro colpo. La corrispondenza da Trapani. Oltre 11 milioni di euro per sostenere le aziende agricole e fare investimenti per diversificare le proprie attività sono le risorse previste nel bando pubblicato dal Dipartimento regionale dell'agricoltura finanziato con i fondi del completamento per lo sviluppo rurale della regione siciliana al piano strategico PAC 2023-2027. In particolare le imprese potranno creare iniziative di agriturismo, agricoltura sociale, attività educative e didattiche, trasformazione di prodotti agricoli con la lavorazione e la commercializzazione in punti vendita aziendali. Sosteniamo gli investimenti delle aziende agricole della Sicilia che vogliono ampliare e diversificare la propria attività, dice il presidente della regione Renato Schifani. Si tratta di imprese che potranno sfruttare il grande potenziale delle aree rurali, creando contemporaneamente attività che avranno ricadute positive nei territori sia in termini di nuova occupazione che di rilancio dell'economia delle zone interne della Sicilia. Beneficiari del bando, la cui dotazione finanziaria potrà eventualmente essere aumentata con risorse aggiuntive, sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, tranne quelli che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacultura. I progetti verranno finanziati con un sostegno in conto capitale fino al 65%. E intanto in Sicilia la siccità brucia un campo di grano su 5. In alcune zone dell'isola le spighe sono rimaste piccole e senza chicchi, mentre in altre aree non sono proprio cresciute. Un azzeramento della produzione che ha costretto le aziende a rinunciare alla raccolta. Un quadro della situazione drammatico, quello a cui fa riferimento Massimo Primavera, il direttore di Coldiretti di Caltanissetta, che è una delle province dell'isola maggiormente colpite dagli effetti della crisi idrica. La Sicilia, insieme anche la Puglia, la regione dove si produce quasi la metà del totale nazionale di frumento duro. Quelli del Nisseno, dell'Agrigentino e dell'Ennese sono i terreni più colpiti. Il grano non è una coltura erigua, fa notare il direttore nisseno di Coldiretti, per cui si produce se ci sono le precipitazioni. E in intere aree dell'isola non piove più da maggio dello scorso anno, al punto che non è cresciuto nemmeno il foraggio da dare da mangiare agli animali. Una situazione climatica grave che ha colpito anche la qualità del grano, più resistente alla siccità. In un'annata come questa, sottolinea preoccupato Primavera, il rischio è che le speculazioni che ci sono sempre state aumentino. Un timore più che lecito. La soluzione a breve termine sarà sicuramente che ci si approvvigioni del grano necessario a soddisfare il fabbisogno da altri paesi. La cosa più grave, aggiunge ancora il direttore di Coldiretti, è che sono emersi prezzi della materia prima inferiori addirittura rispetto ai mesi precedenti, costi che erano già in gran lunga più bassi di quelli locali, che proprio a causa della scarsità di produzione tenderanno pure ad alzarsi. Per questo, sottolinea il direttore di Coldiretti, bisogna ragionare in termini di progettualità, da una parte scegliendo di coltivare quantità di grano più resistenti, dall'altra mettendo in atto tutte le strategie possibili per non sprecare l'acqua e puntare ad una gestione seria dell'idrico. In questo senso vorrebbe andare Coldiretti con Invasi, un progetto elaborato già a partire dal 2015 che prevede la realizzazione di invasi collegati tra loro e in grado di immagazzinare acqua. Una tecnica funzionale anche a superare le criticità del funzionamento delle dighe. Al momento, conclude Primavera, siamo di fronte ad una tragedia, ma non è vero che non c'è una soluzione.
L'assessore regionale al turismo Elvira Amata afferma che a Messina c'è bisogno di più strutture ricettive. Sentiamo l'intervista dei colleghi. Secondo me le potenzialità Messina ce l'ha di crescita e lo sta dimostrando. È chiaro che su alcune questioni dobbiamo migliorarci, per esempio sulla ricettività alberghiera. Certamente se c'è una domanda superiore all'offerta, chiaramente ci dobbiamo prodigare affinché la domanda sia soddisfatta. Quindi secondo me in questo campo dobbiamo sia che pensare ad un ammodernamento delle strutture esistenti, ma anche a poterne creare delle nuove, perché no, magari pensando alla riconversione di alcuni edifici, rendendoli appunto, trasformandoli in strutture alberghiere. Al massimo nel mese di settembre l'assessorato emanerà un bando appunto per i privati che volessero sia ammodernare le strutture ricettive o, per carità, creare dei nuovi posti letto. Secondo me è un'occasione importante da non perdere. È dal 2016 che non esce una misura di questo tipo, la Sicilia ne ha bisogno e Messina secondo me ne deve approfittare. Le strutture ricettive sono un punto fondamentale su cui abbiamo ragionato anche noi, tra virgolette, comprendendo però che sono investimenti privati. Noi stiamo facendo quello che dobbiamo fare, che probabilmente in 30 anni non si è mai fatto, cioè creare le condizioni affinché la città, come già lo è sempre stata, fosse appetibile non tanto per l'evento ma per farsi conoscere. Agganciato a questa manifestazione in questi giorni sono 22 buyers di tutto il mondo che stanno conoscendo la nostra città, quindi sotto questo punto di vista io credo che l'appetibilità della città, al di là dell'evento, nasca proprio dalla voglia di far conoscere la città stessa. Liberata una tartaruga caretta operata per l'estrazione di un amo dallo stomaco nel centro di recupero di Cattolica Eraclea grazie ai volontari del WWF, il servizio. Circa un mese fa a Triscina di Castelvetrano una tartaruga caretta era stata messa in salvo nel cuore della notte da un giovane Giuseppe Pizzo che si era rivolto ai volontari del WWF che si sono immediatamente mobilitati nella persona del presidente Area Mediterranea Giuseppe Mazzotta per portare l'animale in difficoltà al centro recupero tartarughe marine di Cattolica Eraclea. Trascorre più di un mese, Giovanna, la giovane esemplare di caretta di circa 4 anni, è stata operata per l'estrazione dell'amo dallo stomaco e adesso è pronta per ritrovare il mare, la vita, la libertà. Abbiamo liberato la tartaruga partendo da Portopalo di Menfi, ma senza clamore, folla, curiosi, per rispetto di questo animale di razza in pericolo. I volontari del WWF, insieme a quelli dell'associazione Caretta di Lampedusa, che gestisce questo piccolo gioiello d'ospedale per animali selvatici a Cattolica Eraclea, sono d'accordo. Violentare questi animali esponendoli al pubblico come trofei di guerra con la scusa della sensibilizzazione è una pratica antica che oggi va evitata, e così col benestare del comandante della Guardia Costiera di Sciacca, Biagio Cianciolo, di Daniela Freggi, signora delle tartarughe a Lampedusa, oggi presidente dell'associazione che gestisce la struttura di Cattolica Eraclea, sono saliti sulla barca del signore Darbisi, la responsabile del WWF di Menfi, Antonella Graffeo, Silvia e Giuseppe in barca si sono spostati verso Castelvetrano per liberare Giovanna in mare aperto. Libera, nient'altro che libera, sarà la natura a decidere il suo destino. Non ne hanno fatto oggetto di spettacolo, lo spettacolo della natura va rispettato e amato. Così si legge nella nota del WWF. Oltre 300 giovani ministranti hanno partecipato alla giornata diocesana a Sant'Alfio di Catania, dedicata alla preghiera. Monsignor Raspanti ha invitato i giovani a costruire la loro vita sulla fede. Sentiamo le interviste. Sì, una giornata davvero piena di gioia, di festa, di preghiera anche, che ha visto coinvolti tanti ministranti della nostra diocesi, davvero più di 300, numeri che non si vedevano da qualche anno. E siamo stati veramente felici come seminario di poter organizzare ancora una volta questa giornata e anche di accogliere questi ragazzi che incontriamo spesso durante l'anno e che però è bello anche radunare insieme almeno una volta per vivere così una giornata di formazione e anche di giochi. Abbiamo ricevuto il nostro vescovo, abbiamo ricevuto la sua presenza, ci ha incoraggiato a proseguire il cammino, ad essere uomini e donne di fede
uomini e donne che crescono avendo una fede salda, costruendo una casa sulla roccia. E allora questo ce lo portiamo dietro insieme all'esempio di Carlo Acutis, essendo amici del Signore, come dice il nostro motto, con Gesù per servire. E quindi la sua sicurezza, il suo governo, la sua stabilità era solo apparente. Quando è arrivata la vera tempesta, quando sono arrivati gli amici, non ha saputo reggere ed è crollato ed è stato portato prigioniero e schiavo fuori dalla sua casa. Ora, cari ragazzi e ragazze, voi che siete nella fase io ormai ho deciso tutto, ho cercato di seguire nella mia vita quello che ho capito Gesù mi chiedeva, quindi sono diventato sacerdote, cose che sapete. Ma voi che siete nella fase in cui cominciate a capire, a intuire quello che il Signore vi chiede, allora ecco l'importanza che ha, perché voi ascoltando i vostri formatori, ascoltando i vostri sacerdoti, ascoltando i vostri genitori, possiate piano ascoltando la parola di Gesù, il Vangelo, ascoltando il Vangelo possiate cominciare a capire ma che cosa Gesù mi chiede. Io voglio fare la tua volontà, Signore. Io non voglio crescere, perché la casa può essere la vostra stessa persona, che è piccola e sta crescendo. Io voglio crescere, voglio diventare un uomo, una donna, sicura, salda, fondata, che non sbanda, che non crolla, che quando nella vita arriveranno i terremoti e i momenti difficili, io voglio rimanere saldo, salda sulla tua parola e nella tua volontà. E tu mi dici che solo se faccio la tua volontà io sarò saggia e salda. Altrimenti faremo la fine migliore da Dio. Ecco perché, cari ragazzi e ragazze, è importantissimo che nel nostro cuore, nella preghiera che voi fate ogni giorno a Gesù, dite il Padre nostro, rivolgetevi alla Madonna, leggete una parola del Vangelo, ma poi alla fine di tutta la preghiera dite sempre: Signore, aiutami a fare la tua volontà. A Messina chiusa l'autostrada A20 da Rometta fino al centro di Messina, da oggi fino al prossimo 25 luglio. Dal 1 al 25 luglio chiusura notturna dell'autostrada della A20, la Messina-Palermo. Per chi proviene da Palermo obbligatoriamente bisogna uscire a Rometta. Provvedimento per consentire interventi nella Galleria Telegrafo. Lei ha già prodotto una nota contestando questo provvedimento. Siamo in piena estate e chiudere dalle 22 l'autostrada sembra davvero assurdo. Ma io non ho ritenuto opportuna questa scelta. E l'ho messa nero su bianco. È chiaro che al tavolo c'era seduto anche il vice sindaco, il comandante del corpo di polizia municipale, diciamo che sicuramente avranno espresso una loro posizione. Così informalmente so che la linea da parte di ANAS è stata ferma, quella di non posticipare questa chiusura. Io poiché rappresento un'istituzione, oltre a essere consigliere comunale, ho dettato una linea che secondo me è quella che è condivisa dalla maggior parte del Consiglio Comunale, la maggior parte anche dei cittadini che si spostano in quel periodo dalla zona balneare a Messina, quindi vorrebbe dire recludere una parte di cittadini, perché diventa impossibile poi alla fine scendere e raggiungere Messina o viceversa. E quindi questo secondo me non è tollerabile. Io spero che ci sia un cambiamento di direzione e magari si posticipa a settembre l'intervento. Questo significa anche incidere sull'economia locale, perché ci sono tanti locali nella zona tirrenica che i giovani
e hanno come punto di riferimento, partendo da Messina, questo provvedimento di chiusura potrebbe anche scoraggiarli. Io infatti l'ho scritto sotto l'aspetto economico, anche incide nettamente, perché pensiamo che tanti ragazzi che normalmente si spostano dalla provincia verso Messina accompagnati dai genitori, se è il caso, questo non succederà più, quindi ci sarà un riflesso negativo nella nostra città, questo è fuori di ogni dubbio. Quale potrebbe essere una soluzione alternativa al posticipo a settembre? Non si potrebbero fare i lavori tenendo la galleria comunque parzialmente aperta? Guardi, fino ad ora la galleria era una corsia. Il fatto che naturalmente si debba necessariamente aprire il viadotto, perché questo secondo me è fondamentale, non pregiudica il fatto che si può continuare a stare in una corsia solamente in galleria e i lavori farli in un periodo più idoneo, che potrebbe essere settembre-ottobre. Passiamo ora allo sport con le ultime novità sul calciomercato dell'Akragas Calcio in questo servizio curato da Carmelo Lentini. Oggi, 1 luglio, si sono aperte le liste di trasferimento dei calciatori di Serie D e non solo. Si tratta di trasferimenti per la prossima stagione 2024-2025. In movimento l'Akragas del DS Peppe Camarata, che sta cercando di distrecarsi in un mercato che si presenta difficile a causa di un budget così un po' sparagnino, eppure grazie alle conoscenze e anche all'esperienza, alla compagine Tembli, dopo aver provveduto alla scelta del nuovo tecnico, vale a dire Lillo Bonfatto, sta iniziando a formare una rosa di calciatori che come obiettivo finale avrà un traguardo tranquillo di permanenza in attesa di risposte concrete per il rifacimento dello stadio Seneto e la posa delle tanto agognate Torri Faro. Sicuramente ci sono dei problemi, ma è chiaro che il tempo darà ragione. Sinora sotto il profilo tecnico la società ha preferito trincerarsi dietro un alone di mistero. Adesso con l'apertura del calciomercato e in attesa tra l'altro della firma dei diretti interessati si riparte con alcune riconferme importanti e di esperienza. Infatti è quasi ufficiale, ma si attende soltanto il consenso della società e ci sarà la riconferma dello zoccolo duro della scorsa stagione, vale a dire Paolo Grillo, Desiderio Garufo, Alessio Mannina, Gianmarco Di Stefano. Inoltre in attesa sono previsti incontri con il capitano Alfonso Cipolla, Michele Fragapani e qualche altro. Vanno via invece i giovani che si sono messi parecchio in luce la scorsa stagione, come il portiere Andrea Sorrentino, l'attaccante Di Mauro e probabilmente anche il difensore Rechichi e chiaramente anche qualche altro giovane di buona prospettiva. Tutti andranno a militare in Lega Pro e le richieste non sono certo mancate. Non è detta l'ultima parola però per il difensore Rechichi, che si spera di trattenere. In arrivo invece ben 3 guardiapali da mettere a disposizione dello staff tecnico. Tra le varie riconferme ci stanno i ragazzi della Juniores che hanno fatto parte e debuttato positivamente in prima squadra. Infine, per completare la rosa occorrono altri elementi, quindi come dichiarato prima 3 portieri, un attaccante centrale, un attaccante esterno, un play di centrocampo, una mezzala e infine 2 difensori. Ultima ora si dà la partenza dell'argentino Francisco González, che ha preso la strada per il Città di Sant'Agata, mentre potrebbe arrivare alla corte di Lillo Bonfatto, l'attaccante Iezzi, per lungo tempo in forza al Canicattì. E sempre per il calcio, in Serie B, raggiunto l'accordo con l'entourage del centrocampista Jacopo Segre. Ormai a un passo dalla firma per il rinnovo del contratto, il giocatore sarà uno dei punti fermi della squadra di Dionisi. Intanto il club saluta Ivan Marconi. La corrispondenza da Palermo. Il rinnovo era atteso da mesi ed il nuovo direttore sportivo del Palermo De Sanctis aveva sottolineato l'importanza di Jacopo Segre per la squadra. La permanenza del centrocampista sembra adesso essere confermata. L'entourage del giocatore avrebbe ormai raggiunto un accordo con il club di Viale del Fante per il rinnovo del contratto fino al 2027. L'annuncio ufficiale è previsto per i prossimi giorni.
Proprio nelle ultime ore le trattative hanno subito un'accelerazione portando alla definizione di un contratto esteso dal 2025 al 2027, oltre a un aumento dell'ingaggio. Segre sarà dunque uno dei punti di forza della nuova squadra di Dionisi. Dopo un'ottima stagione in 34 partite, l'ex centrocampista del Torino ha messo a segno anche 7 reti e fornito 4 assist. Sempre nella giornata di ieri, attraverso i social, la società di Viale del Fante ha salutato Marconi, che da oggi non fa più parte dell'organico dei rosanero. Commoventi le immagini pubblicate dal Palermo, che ritraggono il difensore anche nei magici momenti che hanno portato la squadra rosanero in Serie B con alla guida Silvio Baldini. Bene, questo è tutto per l'edizione di oggi di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere sul canale in tutta Italia 268 per le smart TV, il telegiornale in onda sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle ore 20 e replica alle ore del mattino, e in streaming sul sito internet www.televideoagrigento.tv. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.